ubriaca cade e si ferisce all'arrivo dell'ambulanza. Sanitari del 118 accerchiati e minacciati da un amico della donna e da un gruppo di ragazzini. La Marca Occidentale torna nel mirino dei ladri. I raid da Resana a Salvatronda. A San Marco i malviventi non hanno desistito nonostante l'intervento dei carabinieri. Nuovi furti anche a Silea. E blitz dei militari dell'arma contro lo spaccio di cocaina, 14 arresti tra Treviso, Venezia e Padova, in manette 6 italiani e 8 albanesi. Con base a Mira il gruppo ha minacciato di dare fuoco a un debitore. Femminicidio di Vanessa Ballana, Riese, nuova udienza, il killer chiede il percorso della giustizia riparativa, i familiari della vittima si oppongono, il dolore dicono è troppo grande. Inchiesta a Casa Zero, gli ex clienti si oppongono all'archiviazione del fascicolo d'indagine e temono dopo il danno la beffa, su di noi la mannaia del fisco. Laboratori abusivi, la finanza di Treviso sequestra attività a Quinto, Istrana e Roncade, trovati all'interno di garage e capannoni, dormitori e cucine fatiscenti e privi di sistemi di sicurezza. Bulli e Maranza, protagonisti della cronaca dei nostri giorni, vanno puniti ma anche accolti, dice il vescovo di Treviso Tomasi, secondo il quale per i ragazzi dovrebbero tornare a esserci gli oratori. Iscrizioni all'anno scolastico 2025-2026, secondo i dati dell'ufficio scolastico regionale, a Treviso la denatalità si comincia a far sentire anche alle superiori, alle primarie, 400 bimbi in meno rispetto all'anno scorso. Buonasera, eccoci in diretta dunque con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Allora partiamo da una notizia arrivata da poco in redazione che riguarda Conegliano, dove una donna di 44 anni, a quanto si è appreso in stato di ubriachezza, è caduta a terra, si è ferita alla testa nei pressi della stazione delle Corriere. All'arrivo dei sanitari del SUEM 118, questi ultimi sono stati accerchiati e minacciati da un amico della donna ferita e da un gruppo di ragazzini. Erano circa le 17:30 quando gli operatori dell'ambulanza sono stati costretti a chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine sul posto per placare le tensioni e permettere il soccorso della donna, i carabinieri e la polizia locale. Si tratta dell'ennesima aggressione ai danni di sanitari costretti a intervenire sempre col timore di possibili reazioni. Solo di ieri sera l'ultimo caso, un medico aggredito a Portogruaro, e su quest'ultima vicenda ora saranno avviate le indagini per identificare i responsabili. Secondo le prime testimonianze si tratterebbe, come detto, di ragazzi molto giovani, forse anche minorenni. E adesso andiamo al tema dei furti invece, perché la Marca Occidentale è tornata nel mirino dei ladri. Da Resana a Salvatronda, tante le testimonianze di furti tentati e commessi nell'ultima settimana. I ladri appunto sono entrati in azione in più abitazioni di questa via. Incredibilmente una casa aveva chiamato i carabinieri e dopo che i carabinieri se ne sono andati, loro sono ritornati e hanno colpito altre case, tra cui la mia, perché a noi sono arrivati circa verso l'una. È stato un raid in due tempi quello che ha segnato la notte di San Marco, frazione di Resana, una serie di furti tentati e commessi soprattutto nella zona di Via Piave. La famiglia Gallo stava dormendo quando i delinquenti hanno tentato il colpo. Hanno cercato di forare la chiave del portoncino d'ingresso e hanno danneggiato la grondaia per cercare di entrare. Non sono entrati, però ovviamente ci hanno lasciato dei danni come anche altre abitazioni. Purtroppo in questo periodo sono aumentati questi episodi. Ed è tutta la Marca Occidentale a essere tornata nel mirino dei ladri dopo la recrudescenza di fine 2024. A Salvatronda nei giorni scorsi i ladri sono stati immortalati da alcune telecamere, eccoli in azione. Anche qui, come a Resana, i proprietari erano in casa e avevano appena finito di festeggiare il compleanno del giovane Federico. Probabilmente ci stavano osservando, anche perché qui è un piazzale ristretto e c'erano praticamente 6-7 macchine. Il cancello che è stato segnato da una matita che ha segnato proprio tutto il cancello. I ladri, dopo aver scavalcato il cancello, hanno messo fuori uso la telecamera, poi si sono
sono introdotti nella dépendance per andarsene di fatto a mani vuote. Le immagini sono quelle catturate dalla telecamera di un vicino di casa, Michele. Cerchiamo di aiutarci tra di noi perché comunque non c'è altro da fare purtroppo. Le ronde potrebbero essere una buona cosa, però sì, sono cose che si possono anche fare. Io sono più dalla parte di agire, fare qualcosa. A Resana il comune era già corso ai ripari mettendo in campo la protezione civile, dispositivi, sottolinea il sindaco, autorizzati che potrebbero essere rimessi in pista. Il problema però sarebbe un altro, peraltro il solito. Non possiamo pretendere che i carabinieri trovino gli autori di questi furti e poi questi reati, poi il giorno dopo magari vengono scarcerati, sono liberi come prima. La cosa non va bene e infatti questi sono i risultati. Dalla Castellana l'Interland di Treviso marca davvero senza pace perché i ladri sono tornati a colpire anche in via Tezze a Silea, già al centro delle cronache in questi ultimi mesi. Eravamo in casa, appunto sarà successo alle 3-4 del mattino, stavamo dormendo, sapere che mentre eravamo tranquilli e sereni, giù c'erano degli estranei che stavano rovistando nelle nostre cose. Resta un senso di inquietudine in questa abitazione di via Tezze a Silea, visitata poche notti fa da alcuni ladri che probabilmente volevano sottrarre la moto di Pietro Narder e del fratello, mezzo a cui sono stati tagliati dei cavi nella convinzione che poi si è rivelata errata si trattasse di un antifurto. E adesso è riparazione nascosta, ecco. L'attenzione si è poi concentrata sugli altri mezzi posteggiati in garage, come per questa Panda. Probabilmente cercavano qualcosa e quindi, come si può vedere, sono andati con un oggetto che può essere un coltello, un taglierino, un cacciavite e hanno forato il sedile. Fatto sta che i ladri, dopo aver creato scompiglio e fatto danni, se ne sono andati con un monopattino, ritrovato poi dopo 24 ore dalle forze dell'ordine e consegnato ai legittimi proprietari che perlomeno non si sono accorti del furto in corso. Non sai chi hai davanti, non sai com'è la persona, è lucida, no? Per fortuna non è andata così, ecco. Lo scorso autunno i vicini di casa della famiglia Narder, i ladri se li erano ritrovati in giardino. Infatti sono scappati, sono andati lungo la strada verso la stradina dei Sassi, dove appunto poi non siamo più riusciti ad andare perché mio papà è andato poi a seguirli, ha chiamato un suo amico, li hanno anche rincorsi. Non è la soluzione, però ci hanno provato, magari cercando di spaventarli un po' di più, che non tornassero, insomma. Sempre in via Tezze, a fine 2024, era stato preso di mira un condominio, mentre un'anziana ci racconta di aver subito nel recente passato il furto dei propri gioielli in pieno giorno, da qui l'appello di Sara De Pizzol. Vigilare un po' di più, cose del genere. Penso che, essendo che la zona è stata battuta più volte, sia al minimo, voglio dire, anche per la sicurezza di tutti. E quella in corso è una nuova serata di controlli straordinari a Meduna di Livenza, dove stanno proseguendo proprio in questi minuti con il sindaco Arnaldo Pitton sceso in strada con gli agenti della polizia locale. Si tratta di un dispositivo ormai settimanale contro la piaga dei furti in abitazione che sta coinvolgendo, come vi abbiamo raccontato, anche i comuni di Cessalto e Chiarano. La pattuglia, che vedete composta da sindaco e una vigilessa, sta monitorando centro e frazioni in accordo con la locale stazione dei Carabinieri. Carabinieri che pattugliano le strade, ci sono stati diversi controlli in questi giorni. 2 ventunenni albanesi sono finiti proprio nella rete dei militari. In 2 distinti controlli in auto sono stati trovati oggetti utilizzabili come armi e stupefacenti e anche una maschera. Fermati nel corso di normali controlli con in macchina mazze, lame e stupefacenti, 2 distinti episodi hanno riguardato 2 soggetti albanesi, entrambi ventunenni. Il primo denunciato a piede libero dai carabinieri di Villorba, il secondo arrestato da quelli di Silea. La denuncia nel weekend: il giovane albanese fermato lungo la Pontebana a Spresiano aveva con sé una mazza da baseball di 72 cm e una maschera bianca, oggetti di cui il ragazzo non ha giustificato il trasporto. Il materiale è stato sequestrato, come è accaduto nelle scorse
scorse ore a Roncade per un connazionale incensurato controllato dai carabinieri in via Camorelli. In auto aveva un taglierino con lama di 15 cm e circa 300 euro in contanti. Nel pianale inferiore della vettura un potente magnete all'interno del quale erano stoccate 13 dosi di cocaina. Nella sua abitazione un'altra decina di grammi e 3.000 euro in contanti. È quindi scattato l'arresto e il giudizio per direttissima. E c'è stata un'operazione ben più vasta proprio di contrasto agli stupefacenti da parte dei carabinieri in tutto il Veneto. 14 arresti tra Venezia, Padova e Treviso, in manette 6 italiani e 8 cittadini albanesi. Base a Mira, il gruppo di malviventi aveva addirittura minacciato un debitore di dargli fuoco. Un'operazione condotta alle prime luci dell'alba dai carabinieri di Venezia ha portato all'arresto di 14 persone coinvolte in un vasto traffico di cocaina tra le province di Venezia, Padova e Treviso. Gli arrestati, 6 italiani e 8 albanesi, sono imputati di detenzione ai fini di spaccio ed estorsione. 11 sono stati portati in carcere, 1 è stato posto agli arresti domiciliari e 2 hanno ricevuto l'obbligo di dimora. Allora, è stata sequestrato 1,5 kg di cocaina pura e il volume d'affari era di circa 150.000 euro al mese, considerato che ciascuno dei 5 spacciatori riusciva a vendere circa 300 grammi di cocaina al mese al costo di 100 euro al grammo. Le forze dell'ordine hanno condotto operazioni simultanee in Italia e all'estero. Alcuni degli indagati sono stati localizzati anche in territorio estero, motivo per il quale è stata chiesta la collaborazione alle autorità tedesche, spagnole e albanesi, che sono state attivate per il tramite del servizio di cooperazione internazionale. Le indagini durate 2 anni hanno rivelato che gli spacciatori non risparmiavano la violenza in caso di mancati pagamenti. Diversi gli episodi di crudeltà documentati. In un caso gli arrestati avevano pianificato una spedizione punitiva contro un uomo accusato di aver presentato un nuovo cliente che non aveva saldato un debito di circa 5.000 euro. La vittima era stata immobilizzata su una poltrona, cosparsa di alcol etilico e minacciata di essere incendiata con un accendino. Fortunatamente in quell'occasione la compagna della vittima è riuscita a chiamare il 112 e quindi la pattuglia dei carabinieri, che è intervenuta tempestivamente sul posto, è riuscita a scongiurare il tragico epilogo. Attraverso appostamenti, servizi di osservazione e indagini economico-finanziarie, i carabinieri hanno ricostruito il modus operandi dell'organizzazione e individuato la base operativa del gruppo in un appartamento a Mira. Grazie al loro agire oggi la nostra città è più sicura. Credo che questa operazione possa dare molte risposte in termini di sicurezza e di prevenzione del reato. I carabinieri sono anche riusciti a sequestrare un registro contabile dove era minuziosamente scritto parte del loro giro d'affari per un totale di oltre 720.000 euro. Andiamo alla cronaca giudiziaria. Al femminicidio di Vanessa Ballan a Riese, nuova udienza in tribunale a Treviso con il killer che ha chiesto di poter intraprendere il percorso della giustizia riparativa. Era presente in aula il killer di Vanessa Ballan, la 26enne incinta di 2 mesi, uccisa a coltellate il 19 dicembre del 2023 nella sua abitazione a Spineda di Riese Pio X. Bujar Fandai ha assistito anche alla prima udienza dibattimentale. I legali dell'uomo, gli avvocati Chiara Mazzucato e Daria Bissoli, hanno dichiarato la disponibilità del quarantenne a seguire un percorso di giustizia riparativa che, se fosse accettata, porterebbe ad uno sconto della pena. Il no categorico dei familiari della vittima: nessun incontro con lui troppo forte, il nostro dolore. Non sono pronti ad affrontare e parlare con l'assassino di Vanessa, hanno detto gli avvocati Simone Guglielmin ed Eva Baggio. La Corte d'Assise su questo si è riservata la decisione. Non solo, i legali dell'artigiano kosovaro hanno anche reiterato la richiesta di rito abbreviato, che però sarebbe ammissibile solo nel caso decadesse l'aggravante della premeditazione. Richieste queste che eviterebbero a Fandai Bujar l'ergastolo. Accuse e difesa si sono accordate per un processo lampo.
Tutti gli atti di indagine sono stati acquisiti nel fascicolo del procedimento e quindi non saranno sentiti testimoni né sarà effettuato l'esame dell'imputato, che forse rilascerà delle dichiarazioni spontanee. L'udienza è stata rinviata al 24 giugno prossimo, giornata in cui ci sarà la discussione. Un omicidio efferrato. Vanessa non ha avuto nessuna possibilità di difendersi dalla furia omicida del 40enne che è entrato nell'abitazione della giovane donna con la quale aveva avuto una breve relazione, scassinando la porta finestra del salotto, con sé un borsone, dentro un martello e 2 coltelli. Fandai ha colpito la 26enne almeno 8 volte al torace e al fianco. Quello che non sapeva era che la donna portava in grembo il secondo figlio del compagno, Nicola. I parenti della vittima, costituiti come parte civile, compreso il figlio di 5 anni, hanno chiesto un risarcimento pari ad oltre 2 milioni di euro. Sempre in tribunale anche il caso Casa Zero, udienza di opposizione all'archiviazione del fascicolo d'indagine, presenti anche gli ex clienti del consorzio provenienti da tutto il nord Italia. Sulle nostre teste la mannaia del fisco, ci hanno detto, inchiesta che vede sul banco degli imputati 8 persone. Un netto no all'archiviazione dell'inchiesta per truffa ai danni dei privati che sarebbe stata perpetrata da Casa Zero, richiesta avanzata dal pubblico ministero Massimo De Bortoli, secondo il quale mancherebbe l'elemento fondamentale per configurare la truffa, ovvero la disposizione patrimoniale da parte del committente. Diversa l'opinione dell'avvocato Fabrizio Negrini, legale dei 22 delle 40 persone che si oppongono all'archiviazione. La valutazione del pubblico ministero è smentita dalle indagini della procura, dice con forza. Riteniamo di essere in presenza di un'ipotesi quasi scolastica di truffa, non solo di truffa in danno dello Stato, ma anche di truffa evidentemente in danno dei singoli committenti che hanno affidato al consorzio il progetto di riqualificazione. Non solo, ma sulla testa dei cittadini anche la mannaia del fisco. L'Agenzia delle Entrate richiede ovviamente quale condizione preliminare il fatto che i cittadini abbiano denunciato la truffa subita, ma si riserva eventuali iniziative all'esito dei procedimenti penali che sono scaturiti dalle denunce. Quindi non è corretto, è un falso sostenere che i cittadini siano, come dire, in una botte di ferro. Oltre alla beffa, il danno, commentano gli ex clienti di Casa Zero. Ora a far paura è l'Agenzia delle Entrate, che potrebbe chiedere indietro il corrispettivo dei crediti fiscali ceduti al consorzio di Nervesa per la realizzazione di lavori di ristrutturazione che avrebbero dovuto essere eseguiti attraverso il bonus 110%, interventi che però non sono mai stati portati a compimento o addirittura non sono mai iniziati. Io ho un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di 83.000 euro a monte di lavori zero. Non ho nulla, un chiodo piantato zero, nessun ponteggio, nessun deposito di materiale, solamente un cartello lavori bello, pulito, lucido. Un ragazzo di Aosta ha già ricevuto richiesta dall'Agenzia delle Entrate di rientrare tutto il cassetto fiscale che è stato sottratto a Casa Zero. Questa cosa qui è abbastanza grave, cioè, siamo preoccupati per quello. Io ho firmato contratto con Casa Zero il 21 ottobre 2021. Il giorno 22 loro mi hanno emanato una fattura di 96.000 euro. Dopo un mese hanno prelevato la stessa cifra dal cassetto fiscale senza che io appunto fossi stato avvisato da nessuno. Il procedimento odierno si riferisce a fatti per i quali la Procura trevigiana ha già esercitato l'azione penale e per i quali è fissata l'udienza preliminare in aprile, spiega l'avvocato Simone Guglielmin, uno dei difensori degli indagati. Il PM ha peraltro dimostrato la insussistenza di truffe ai danni di privati, palesando fermamente l'intenzione di non voler procedere. A Casale sul Sile c'è stato un grave infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 6:30. Siamo all'Impa, azienda che produce bobine di plastica. Un operaio è stato colpito da un cilindro d'acciaio, allertati i soccorsi. Al loro arrivo l'uomo era ancora cosciente. Sul posto anche i carabinieri di Zero Branco e lo Spisal per i rilievi del caso. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Treviso, non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. Ambienti di lavoro poco sicuri nel mirino invece della Guardia di Finanza di Treviso, laboratori abusivi in particolare, sono state sequestrate attività a Quinto, Istrana e Roncate.
Laboratori tessili fatiscenti e abusivi di 400-160 metri quadri in cui gli operai lavoravano in condizioni di assoluto degrado e pericolo. Tra loro anche 2 lavoratori clandestini già espulsi dal territorio nazionale. Spazi sequestrati a Quinto di Treviso, Istrana e Roncade. Trovati giacigli con letti di fortuna e cucine improvvisate. Oltre ai laboratori, rinvenuto dagli uomini delle Fiamme Gialle di Treviso anche un opificio di packaging allestito in un garage in affitto. Erano gestiti contro ogni norma in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela anche delle procedure con cui smaltire i rifiuti. L'operazione delle Fiamme Gialle, che ha portato alla denuncia di 4 persone, tutte di origine cinese. Accertate le condizioni di mancata sicurezza e igiene, nonché l'assenza di tutele, il sequestro degli immobili è stato immediato. Un valore che si attesta intorno ai 300.000 euro, sequestrati anche 33 macchinari e 37 banchi da lavoro per circa 50.000 euro. Fiamme Gialle sempre impegnate al contrasto delle imprese cosiddette apri e chiudi. Il danno che questi laboratori arrecano all'economia trevigiana è di dimensione assoluta e noi siamo impegnati costantemente nel individuare i laboratori che operano in queste condizioni. E la polizia invece ha arrestato un cittadino marocchino di 38 anni che nei giorni scorsi si era presentato all'ufficio immigrazione della questura per il rilascio del permesso di soggiorno, senza tener conto però di essere destinatario di un ordine di carcerazione con una pena da scontare di 3 anni e 3 mesi. Su di lui pendevano un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Trieste e un mandato d'arresto europeo. Nel 2012 era stato infatti arrestato in provincia di Udine perché sorpreso con 500 grammi di hashish. Ai domiciliari dalla sorella nel Trevigiano si era allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce, motivo per cui alla condanna per traffico di stupefacenti era seguita quella per evasione. Quando mercoledì si è dunque presentato in questura per il permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla squadra mobile e accompagnato in carcere a Santabona. Ci fermiamo per qualche istante, un velocissimo break, torniamo tra poco. Ritorniamo in diretta da studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Bulli e cosiddetti maranza, protagonisti della cronaca dei nostri giorni, vanno puniti ma anche accolti, ha detto oggi il vescovo di Treviso, Monsignor Tommasi, secondo il quale dovrebbero tornare a esserci gli oratori per questi ragazzi. Sono i momenti del sogno, del progetto di vita, non possiamo spegnerli. Abbiamo chiuso l'orizzonte dei giovani sul presente, fatto di facile successo, di denaro e di miti falsi. Dobbiamo dire semplicemente che devono poter attingere al loro umano e in questo dobbiamo aiutarli. È ai bulli e in maranza che il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tommasi, fa riferimento. In loro vede giovani senza una visione, schiacciati dal presente, vittime di se stessi e dei modelli sostenuti dalla società. Pur mantenendo ferme le necessità di punire i comportamenti, di combattere la devianza e ancora con più fermezza l'uso di sostanze stupefacenti, Tommasi chiede per questi ragazzi in crescita fiducia e opportunità. Sono sempre persone, tra l'altro sono persone in crescita, in evoluzione, nel momento in cui ancora la loro vita è aperta. È consapevole Monsignor Michele Tommasi delle difficoltà che affrontano quotidianamente le famiglie e che a pioggia poi ricadono sui ragazzi. Le famiglie sono sottoposte a delle pressioni gigantesche, i genitori devono lavorare tutti e molto, devono correre qua e là. Tra l'altro le famiglie adesso si trovano nella condizione di dover crescere i figli e di dover accudire anche i genitori anziani. È un elogio alla lentezza quello del vescovo di Treviso, che parla di fare cose meno complicate a livello sociale ma più umane e più lente, e rievoca la funzione degli oratori per gli adolescenti. Che però non è un luogo di indottrinamento, non è un luogo di conversione, è un luogo di incontro dove dei cristiani mettono a disposizione l'energia che viene dalla loro fede per fare in modo che le persone, soprattutto i più giovani, si incontrino. È stato così per molti di noi la crescita nella vita e penso che sia un luogo fondamentale nel tempo d'oggi.
Oggi c'è stato un ampio dibattito anche a livello veneto sul tema del fine vita dopo l'approvazione della legge regionale in Toscana. È intervenuto il presidente Zaia affermando che è ipocrisia dire che non esista la possibilità di attuare il fine vita in Veneto. Già 7 ha ribadito i casi. Sentiamolo. Se da un lato è doveroso rispettare la posizione di tutti, di chi è a favore o contro il fine vita, dall'altro ovviamente viene prima la libertà di scelta del cittadino paziente. Va anche ricordato che è bene uscire da questa ipocrisia tutta nazionale nella quale si vuole far credere ai cittadini che il fine vita non esiste. Il fine vita esiste in Italia dal 2019 con una sentenza della Corte Costituzionale che dà la possibilità a un malato terminale che ha determinate caratteristiche, quindi che sia un malato terminale con diagnosi infausta, che ci siano grandi sofferenze fisiche e psichiche, che ci siano i supporti vitali per tenere in vita il paziente e ovviamente che ci sia una libertà di scelta. Ecco, con queste caratteristiche la Corte Costituzionale dice che questo paziente malato terminale può rivolgersi alla ULSS di appartenenza. Detto questo, quante sono state le domande presentate in Veneto dal 2019 ad oggi? Sono state 7, solo 3 hanno avuto il benestare del comitato etico dell'ULSS di appartenenza e solo 2 sono arrivate a una gestione del fine vita. È un tema profondamente delicato, è un tema che ovviamente prevede anche una libertà di coscienza perché ci sono posizioni diverse, ma è altrettanto vero che non possiamo vivere nell'ipocrisia di far credere ai cittadini che fine vita da un punto di vista normativo non esiste, perché non è così. Noi governatori con le nostre sanità ci troviamo quotidianamente la possibilità di dover gestire. Parliamo di sanità adesso, 3 anni per un'ernia iattale, la denuncia sui social di Lucia Tundo e la risposta dell'ULSS 2 secondo la quale a seguito del rifiuto del paziente di una prima data utile poi si rientra nelle liste d'attesa. A metà dicembre la segnalazione sul format, a metà gennaio la PEC, a fine gennaio un'altra protesta scritta al protocollo. Quando sono andata a chiedere l'esito ho scoperto che le prime 2 erano già state chiuse, senza dare risposta. Questo mi ha ferito molto. È febbraio 2022, Lucia Tundo, volto noto della scena politica trevigiana, segretario provinciale di Rifondazione Comunista, è iscritta nelle liste d'attesa per un intervento per curare l'ernia iattale. A luglio 2024 è contattata, si trova all'estero per vacanza e rimanda. Una volta rientrata attende, poi fa partire la prima segnalazione per chiedere se il suo nome in lista si fosse perso. I sintomi si stanno aggravando. Una PEC, un reclamo, una visita di persona agli uffici. Le sue segnalazioni sono prese in carico via mail e poi con una telefonata, ma non vi sono date all'orizzonte. Ironia della sorte, il giorno in cui Lucia sfoga la sua rabbia sui social viene contattata. Probabilmente sarei stata tenuta in considerazione se avessi urlato, scrive su Facebook, magari rovesciato un paio di scrivanie e preso a sberle qualche operatore. Uno sfogo durissimo rispetto al quale la stessa Lucia oggi fa un passo indietro. È vero che il pensiero ti viene, insomma, perché veramente essere buoni, essere comprensivi, essere gentili, cercare di... Io ho il massimo rispetto per gli operatori sanitari, so benissimo che loro sono fra le cundi del martello, che sono sovraccarichi di lavoro e tutto, però non badarmi per 3 anni francamente mi sembrava eccessivo. Adesso devo dire che in tutta onestà sono stata chiamata, probabilmente ero in lista ed era solo il momento di arrivare a quel punto. Chi rinuncia viene spostato nelle liste d'attesa. Prontamente in mattinata è stata diffusa anche una nota dell'azienda sanitaria trevigiana. Diamo precedenza ai pazienti con patologia neoplastica, si legge, per cui quando rinuncia chi ha una patologia benigna, come il caso della signora, deve attendere che ci sia possibilità di reinserimento. La signora sarà comunque operata entro fine aprile. La chiusura di un protocollo, aggiungono dagli ambienti sanitari, corrisponde ad una presa in carico della segnalazione e non ad un suo rigetto. Torniamo adesso sul caso dell'ex polveriera di Volpago del Montello che arriva in Consiglio regionale. L'interrogazione a firma del consigliere di Europa Verde Andrea Zanoni è stata depositata proprio in queste ore, mentre il sindaco Paolo Guizzo in Consiglio comunale a rispondere del caso ha affidato ai social un messaggio col quale ha fatto il punto della situazione. Vengo a voi oggi per dare risposte a molti cittadini che mi hanno chiesto notizie in merito alla polveriera.
Il sindaco di Volpago Paolo Guizzo ha deciso di affidare ai social commenti e situazione dell'ex polveriera del Montello e l'ha fatto nelle stesse ore in cui il consigliere regionale di Europa Verde Andrea Zanoni preparava un'interrogazione sulla condizione dell'ex base militare, possibile obiettivo di ladri, vandali e malintenzionati, come testimonia il recente furto di una fototrappola posizionata all'interno del sito. In polveriera non c'è stato in questi giorni né negli ultimi anni, non ci sono stati furti né nient'altro. La polveriera si trova esattamente nelle condizioni in cui noi l'abbiamo ricevuta nel 2017. 4 anni fa sono stati trovati delle persone che stavano togliendo dal rame. In quel caso sono stati segnalati, bloccati, perché fra l'altro c'era anche la polizia provinciale quel giorno in visita in polveriera. Sono stati portati in caserma e regolarmente denunciati. Sul tema sicurezza il sindaco sottolinea: quella polveriera è un'area di 100 ettari, quindi anche qui l'ipotesi di un custode, scusatemi, mi fa semplicemente sorridere. Motivo per il quale una proposta era stata quella di coinvolgere l'esercito, ma nei giorni successivi ne sono arrivate altre più tecnologiche, come un sistema di videosorveglianza, tutto per mettere in sicurezza un'area, permettendo così, come sottolineava il vice sindaco Renato Povelato, di intervenire un po' alla volta sugli immobili, primo passo per tornare a rendere vivibile l'ex polveriera. Sito con problemi come i tetine, eternite degli ex depositi esplosivi, ma anche straordinarie opportunità come i bunker antiatomici, tutti descritti nei 3 progetti presentati in Europa, ultimo dei quali così ampio da coinvolgere anche stati esteri. Progetto che ha avuto anche il plauso da parte degli esaminatori della Comunità Europea, che però purtroppo non è stato finanziato perché non c'erano le risorse a sufficienza. Per questo più di qualcuno suggerisce al sindaco la strada dei piccoli passi sulla falsariga del progetto Centro Accoglienza Migranti dell'allora perfetto Laura Lega, che aveva già avuto i fondi per recuperare intanto solo casermetta e casa del sottufficiale consegnatario, ipotesi peraltro non tanto distante dalle idee del sindaco. Portare avanti, come è stato fatto anche per l'edificio di fronte al municipio, un progetto di collaborazione con un privato, che come è stato fatto appunto per l'edificio che si trova di fronte al municipio, in quel caso è stato dato per 33 anni in uso alla società che lo ha ristrutturato. Sindaco che infine rassicura così sul futuro dell'ex polveriera. Potete stare tranquilli sul fronte della polveriera, che l'amministrazione comunale la sta seguendo con attenzione e la sta controllando. Grazie. Parliamo di scuola adesso con i dati ufficiali diffusi dall'ufficio scolastico regionale sulle iscrizioni al prossimo anno scolastico. Poche variazioni per Treviso, ma il calo demografico comincia a farsi sentire anche alle superiori e alle primarie ci sono 400 bambini in meno. Chiuse le iscrizioni all'anno scolastico 2025-2026 è tempo di bilanci e monitoraggi. A Treviso poche variazioni sostanziali rispetto allo scorso anno, ma si conferma il trend delle diminuzioni delle iscrizioni a livello generale causate dal calo demografico. Quasi 400 alunni in meno alle scuole primarie e circa 300 in meno alle medie. Inverno demografico che comincia a manifestarsi anche alle superiori. Un calo lieve, secondo l'ufficio scolastico regionale, attestato a circa 400 iscritti, ma che non passa in osservato. Dopo il boom di iscrizioni al liceo artistico, quest'anno diminuiscono. Gli studenti sono 306 rispetto ai 440 dell'anno precedente. Meno scelto anche lo scientifico, con circa un centinaio di studenti in meno per le classi prime. Bene invece il liceo delle scienze umane, in particolare l'opzione economico-sociale, che conferma il gradimento della scelta da parte dei ragazzi avuta in questi ultimi anni. Sostanzialmente invariati invece gli iscritti agli altri indirizzi liceali. Meno studenti per il 2025-2026 invece per gli indirizzi amministrazione, finanza e marketing, informatica e telecomunicazioni, stabili i tecnici e i professionali. Dal consultorio ai servizi per le famiglie, dagli ambulatori per la fertilità all'area educativa, il centro della famiglia di Treviso compie 50 anni. L'intuizione di recuperare il vecchio studentato, la scelta vincente di aiutare le famiglie attraverso le famiglie, di costruire relazioni e creare competenze. Il centro della famiglia di Treviso compie 50 anni e festeggia insieme alla comunità con un anno ricco di incontri e seminari in cui poter affrontare i temi più cari alla famiglia e mettere sul tavolo proposte concrete, come i 100 screening gratuiti di fertilità offerti agli uomini o il convegno sul tema della casa, l'osservatorio sulla denatalità, la campagna per l'assegno unico.
Oggi presso la sede di via San Nicolò l'apertura del 50° con il racconto del grande lavoro fatto in questi anni. Un sostegno alla relazione di coppia, questo aumenta e è molto forte. Vediamo soprattutto la questione della natalità, sia per chi cerca un figlio e non riesce, sia proprio il primo periodo della nascita di un figlio diventa una sfida grande per una coppia che si trovava prima a tenersi per mano, a un certo punto ci si trova a dover usare le mani per il passeggino, e poi molto sull'aspetto educativo, quindi la questione adolescenti. 20.000 le prestazioni erogate in 10 anni dal consultorio familiare, i percorsi per gli sposi e per i neogenitori, l'area medica e quella educativa, centro della famiglia in cui negli ultimi anni si sono rivolte anche coppie omosessuali. Questo dice comunque una nota del centro di questi 50 anni che è un ponte tra la Chiesa e il mondo, ecco, e quindi vedo che continuamente coppie arrivano sentendosi a casa. Accanto al vescovo Monsignor Michele Tommasi presente anche il presidente del Consiglio Comunale di Treviso Antonio Dotto ed una famiglia a rappresentare le tante che negli anni il centro ha guidato e formato. L'opportunità di trovarci è questa proprio, di stare assieme. Nel passato c'erano delle relazioni tra le famiglie, il vicino di casa che magari guardava il figlio della vicina di casa, si aiutavano tra di loro. Questo un po' è venuto a mancare. Sul tavolo Nicola e Claudia hanno messo un barattolo, dentro c'è l'area di Bressanone da cui sono tornati dopo l'ultimo incontro formativo. Perché le famiglie hanno sempre più bisogno di respirare aria nuova. A Mirella Tuzzato e all'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi la benemerenza nazionale da parte della Croce Rossa Italiana per l'impegno durante l'emergenza Covid. La consegna dell'attestato è avvenuta in diretta a Sveglia Veneti. Un riconoscimento allo spirito di sacrificio e all'assoluta abnegazione dimostrati durante l'emergenza Covid, insieme a un'alta coscienza civica e morale in piena adesione agli ideali e ai principi della Croce Rossa Italiana. Per questi motivi il presidente nazionale Rosario Maria Gianluca Valastro e il segretario generale Cecilia Crescioli hanno conferito all'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, presieduta da Mirella Tuzzato, la medaglia di benemerenza Il Tempo della Gentilezza, attestato consegnato in diretta e con grande sorpresa dalla presidente della Croce Rossa Trevigiana Simona Cardarelli durante la trasmissione Sveglia Veneti. Per via non solo delle donazioni ma anche della vicinanza che c'è stata da parte sua, dottoressa, il Comitato Nazionale, e lo farò in diretta, il Comitato Nazionale ha preparato per lei un attestato di ringraziamento che mi fa piacere consegnarle, è del nostro Presidente nazionale, e quindi io non so come ringraziarla. No, siamo noi che ringraziamo voi. Ma veramente lo faccio vedere, ecco, mi commuove. Come già per il suo cavalierato, Mirella Tuzzato ha voluto condividere il riconoscimento con i suoi collaboratori. Io questo premio lo prendo, però non è dato solo a Mirella, è dato a tutti i volontari, a tutte quelle persone che tutti i giorni cercano di aiutare le fragilità. Ecco, questo è un premio condiviso con tutti i miei volontari. Croce Rossa presente nel territorio italiano da 161 anni, la sede trevigiana data 1911. Oggi nella Marca, oltre a quella del capoluogo, opera in altre 9 strutture a servizio di 72 comuni. Per fortuna un po' grazie anche al vostro lavoro di donazione riusciamo a coprire, grazie anche al supporto dei supermercati sulle raccolte alimentari che i nostri volontari riescono a raccogliere per poter donare. Ma se si dà solo e non si mettono in campo dei progetti e delle soluzioni, parliamo di assistenzialismo. L'obiettivo è quello di qualunque tipo di bisogno venga raccolto, è necessario anche trovare una soluzione affinché non abbia più bisogno di noi. E ora passiamo alle notizie dal Bellunese. Gara dell'umido Dolomiti Ambiente, si aggiudica 2 lotti sui 4 a disposizione, i più importanti e più pesanti. Esulta il presidente Roberto Padrin, grande risultato, e con lui l'ex consigliere delegato all'ambiente Simone De Ola.
Dolomiti Ambiente la spunta sulla gara dell'umido, 2 lotti su 4, peraltro i più importanti e pesanti tra i 4 messi in gara sono stati aggiudicati dalla società del Maserot. Su oltre 17.000 tonnellate messe a gara, Dolomiti Ambiente ne ha vinte 13.600 e il risultato premia in uno società e territorio. È una buona notizia assolutamente, nel senso che questo dimostra insomma, che la società è competitiva anche con il mercato. Se viene garantita appunto la continuità aziendale, questo non può che far piacere ed essere un valore insomma, ecco, per questo territorio, come da anni lo continuiamo a ripetere. Simone Deola non sta nella pelle, la soddisfazione è tanta. Sotto la sua diretta guida nelle 2 passate consigliature unitarie a Palazzo Piloni, questa è stata la partita delle partite. Le vicissitudini erano state tante e fino a che si era appunto arrivati alla gara per il conferimento dell'umido, insomma questo risultato dimostra che quello che dicevamo allora era sicuramente valido e ancora di più secondo me rafforza il valore di questo asset strategico per il nostro territorio. Il ritorno di Dolomiti Ambiente sul mercato negli scorsi mesi, quando per effetto della legge Madia la provincia era stata costretta a mettere a gara per la seconda volta in meno di un anno le sue quote. Nel frattempo il Maserot ha confermato la propria capacità operativa con un lavoro di trasformazione dell'umido in energia elettrica e compost, chiuso inutile il 2023. Il trend per il 2024 sembra replicare gli stessi numeri. Da Sanremo il presidente della provincia Padrin esulta. La gara ha stabilito che la società può lavorare e che l'impianto funziona, nonostante qualcuno avesse sollevato dubbi e polemiche sul lavoro di una società che ritengo essere patrimonio dell'intera provincia e che oggi è ritenuta tale anche dal mercato, afferma Roberto Padrin. Cauto l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacin, che commenta: vediamo chi ha partecipato alla gara, 1 o più soggetti, e poi bisogna ragionare sulla tariffa. La preoccupazione che ho sempre avuto io è che non ci fosse un aggravio di tariffa per i cittadini bellunesi, visto e considerato che Dolomiti Ambiente ha dei costi piuttosto alti rispetto a quello che si trova in giro sul mercato. Resta il fatto che Dolomiti Ambiente è una società che, almeno guardando i bilanci degli ultimi anni, ha dei costi operativi molto alti rispetto al resto. Via libera per i lavori di ricostruzione del muretto di contenimento in via Col Cavalier, la strada che da via Montegrappa sale in direzione Castiona, Belluno. La Giunta Comunale ha deliberato la somma di 35.000 euro per l'esecuzione dell'opera in somma urgenza. Il cantiere, assieme ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della sede stradale con fondi messi a disposizione dalla provincia, causerà la circolazione a senso unico alternato per la durata di un mese circa. Un recente studio di Confartigianato rivela che il lavoro in Veneto c'è ma manca il personale. Il dato riflette la situazione in provincia di Belluno. Le imprese artigiane bellunesi sono in affanno ed è un paradosso se si pensa che il lavoro c'è più che altrove, ma resta la difficoltà di trovare il personale. E la situazione rispetto al 2023 è addirittura peggiorata. Lo dice l'ufficio studi di Confartigianato che ha elaborato dati Union Camere. La difficoltà maggiore: attrarre figure giovani. Spesso i ragazzi escono per andare a studiare, si laureano giustamente, però poi non rientrano, si fa fatica ad essere attrattivi e in particolare si fa fatica ad essere attrattivi come imprese artigiane. Vorremmo far capire ai ragazzi che le imprese artigiane non sono più quelle di una volta. Serve un cambio di rotta e questo non può prescindere da un rapporto diverso fra la scuola e il mondo del lavoro, oltre a una decisa rivoluzione culturale. Qualora i ragazzi comunque decidano di fare un percorso universitario, non si può prescindere dal fatto di toccare con mano l'esperienza lavorativa, proprio perché fa parte della crescita. Ma i processi sono lenti, lo ammette Scarzanella, che parla di responsabilità collettiva per disinnescare un circolo vizioso. Il lavoro è servizio, sono prodotti, sono attrattività del territorio essi stessi, quindi nel momento in cui vengono a mancare imprese anche piccole nel territorio, manca dopo proprio una risposta ai bisogni dei cittadini, delle società e delle imprese stesse. Sfumata l'ipotesi di poter intrecciare un rapporto con l'Associazione Bellunesi nel Mondo per attrarre giovani bellunesi discendenti di emigranti, lo scorso agosto Confartigianato Imprese Belluno ha siglato un protocollo promosso dalla Prefettura per favorire percorsi di integrazione dei migranti richiedenti asilo ospiti nell'ex scuola di Orzès. E lì abbiamo proprio fatto un lavoro peculiare
intercettando proprio anche attraverso i bisogni di questi ragazzi e le loro caratteristiche, le loro aspirazioni, le loro ambizioni. Siamo riusciti a combinare qualche ragazzo con delle nostre aziende e sicuramente nelle nostre imprese trovano casa, trovano una famiglia, trovano quel qualcosa di cui hanno anche molto bisogno. Ed è già entrata a pieno regime la macchina organizzativa della 39esima mostra dell'artigianato di Feltre, in programma dal 25 al 29 giugno prossimi. Quest'anno spazio tra l'altro alla bellezza e alle eccellenze dell'artigianato proveniente dalle terre olimpiche di Milano Cortina 2026, con il concorso di forgiatura in cui i maestri del ferro battuto si confronteranno sul tema verso le Olimpiadi invernali, bellezza e forza nel gesto atletico. L'appuntamento a 5 cerchi sarà anche il gancio per una mostra dedicata ai territori e alle regioni del nord-est coinvolte nelle gare olimpiche e al loro straordinario patrimonio di saperi artigianali. Era dunque l'ultima notizia per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, tra poco come sempre le previsioni del tempo, a voi una buona serata, arrivederci.